il premio Casatella Trevigiana DOP che viene consegnato in occasione della manifestazione Radicchio d'Oro qui al Teatro di Castelfranco è stato assegnato a Stefano Zanette, presidente del consorzio Prosecco DOC, un consorzio che ha nobilitato con i tanti produttori non solo un territorio, quello trevigiano, ma una regione, quella veneta, ed anche un paese come l'Italia. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Stefano Zanette, presidente consorzio Prosecco DOC, è un premio che arriva da una DOP. La Casatella Trevigiana incontra il Prosecco e a lei viene assegnato questo premio, che è un riconoscimento ad un territorio e a un prodotto che hanno nobilitato e continuano a nobilitare l'Italia. Ma io sono orgogliosissimo di ricevere questo premio. È un riconoscimento all'interno di questo grande patrimonio che sono le nostre denominazioni territoriali, è un patrimonio inestimabile che noi cerchiamo in tutti i modi di tutelare e di promuovere. L'orgoglio mio è un orgoglio personale, ma anche e soprattutto un orgoglio per il sistema, perché questo è un riconoscimento a quello che è stato fatto come squadra, sicuramente una dimostrazione di quello che si può fare. Raggiungere certi obiettivi non si può sicuramente essere soli, ma bisogna affidarci a tutti quanti. Avete fatto squadra e la squadra la fate anche appoggiando e promuovendo il Prosecco DOC nel mondo dello sport. Allora c'è il motociclismo, ma c'è la pallavolo, quindi uno sport individuale, uno sport di squadra. C'è tanta attenzione anche per la sportability, per la disabilità, e quindi all'interno di tutto questo c'è una parola che si chiama sostenibilità. La sostenibilità è molto abusata adesso come il termine sostenibilità, però quando si parla, mi riferisco soprattutto alla vicinanza con questi ragazzi che hanno subito dei traumi che gli impediscono di poter svolgere un'attività normale, e vederli che attraverso lo sport possono diventare dei campioni, diventano un esempio per tutti quanti. Quindi la nostra vicinanza a questi ragazzi lo saremo anche, oltre che con l'obiettivo 3 di Alex Zanardi, lo saremo anche con le Paralimpiadi di Milano Cortina 26. Quindi noi cerchiamo di essere sempre pronti e presenti a qualsiasi chiamata, ma questa del sostegno a questi ragazzi alla fine diventa qualcosa che si riceve più che donare. Lorenzo Brugnera, presidente del consorzio Casatella Trevigiana DOP, e andate a premiare questa sera un trevigiano DOP. Questo cosa vuol dire? Abbiamo pensato che la Casatella incontra il Radicchio e Casatella Prosecco. Questa sera premiamo il presidente del consorzio DOC della provincia di tutta la regione sostanzialmente, perché lui è complessivo. Credo che sia un riconoscimento meritato. Il Prosecco è una fonte di utile guadagno per i nostri agricoltori, per il territorio, porta ricchezza, si esporta in tutto il mondo. Io credo che questo prodotto se lo meriti veramente come prodotto, e naturalmente il premio va al rappresentante di questo prodotto. Casatella Trevigiana DOP e Prosecco DOC sono anche due biglietti da visita di un territorio eccezionale, fatto non solo di produzioni agroalimentari, ma anche di arte e cultura. Penso che aggiungerei che assieme alla Casatella, assieme al Prosecco e assieme al Radicchio ci sono altri prodotti nel nostro territorio
che lo arricchiscono, ma veramente abbiamo qualche cosa da portare in giro, un orgoglio, e anche nella nostra ristorazione, nei nostri ristoranti. Quello che vediamo, le famiglie con una casatella, un po' di radicchio e naturalmente il prosecco, no? È una cena che è meravigliosa. Lo portiamo in giro, è una nostra bandiera, continuiamo a portarlo e la gente ce lo sta chiedendo, ma anche ormai verso Roma e in determinate regioni ci stanno chiedendo la casatella trevigiana. Io credo sia un orgoglio e un onore, perché difendiamo i prodotti, ma difendiamo il territorio, difendiamo i nostri produttori che fanno molta fatica e che lavorano con serietà veramente per l'ambiente e per il territorio. Terenzio Borga, presidente di Aprola, va allora un premio importante. Questa sera si dà un riconoscimento ad una DOC del mondo del vino che ha nobilitato un territorio, quello trevigiano, una regione, quella veneta, ma anche un intero paese come l'Italia. Credo che il Prosecco in provincia di Treviso abbia fatto un miracolo. Tutti ci invidiano, tutti vorrebbero copiarci, non lo possono fare. Abbiamo questa preziosità e vediamo di preservarla, di conservarla. Siamo in grado di fare anche questo e questo ci stupisce. Ci saranno altre premiazioni, premieremo anche le scuole alberghiere. Perché riescono a dare ai giovani la voglia di fare con le nostre produzioni, quindi daranno comunque valore alle nostre produzioni. Noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e siamo orgogliosi che qualcuno creda nelle nostre produzioni e le valorizzi ancora di più. Federico Canera, assessore regionale al turismo e all'agricoltura, premio Radicchio d'Oro e premio Casatella Trevigiana DOP, consegnato a Stefano Zanette, presidente del consorzio DOC, insomma la trevigianità su tutto. Beh sì, insomma diciamo che fortunatamente questa è una terra che ha tanti prodotti DOP IGP e anche DOC di OCG, parlando di vini, e non solo Treviso ma tutto il Veneto. Parliamo di oltre 90 prodotti a denominazione e questo insomma ci rende particolarmente orgogliosi non solo del lavoro dei nostri agricoltori ma anche un po' in generale di tutta la nostra storia, identità e cultura di questo popolo. Quindi anche oggi abbiamo la possibilità di fare delle belle premiazioni con un prodotto particolare che è il radicchio rosso, un prodotto che prevede anche tanta lavorazione e quindi anche qua un qualcosa di tipico legato a questo territorio.